Buonasera, alle principali notizie. A Catania picchia a calci e pugni la moglie, la donna ancora grave riesce a chiamare la polizia e lui agli agenti dice venite a prendermi, convalidato il suo arresto. Palermo svolta clamorosa nelle indagini sul delitto Mattarella, arrestato l'ex prefetto Filippo Piritore, secondo l'accusa mentì sul guanto ritrovato nell'auto dei killer. Il nuovo collaboratore di giustizia Cerbo parla dell'alleanza tra mafia, 'ndrangheta e camorra a Milano, ma anche dei presunti rapporti con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Intimidazioni e 2 nuove sparatorie a Catania nella notte, colpi di pistola contro una gastronomia di via Lago di Nicito e ad un portone di via Stazzone. Il mistero sui bronzi di Riace, si moltiplicano i testimoni che raccontano di aver visto le statue ripescate ad Augusta. La Sicilia fa registrare un trend in crescita per il turismo crocieristico, oltre 200.000 i passeggeri contati quest'anno solo a Catania. Parliamo del calcio, Catania pronta per la sfida al Benevento capolista, Toscano intenzionato a confermare lo stesso 11 che ha battuto la Salernitana, al Massimino sarà ancora pienone. Per il Palermo vigilia di campionato che domani al Ceravolo affronterà il Catanzaro, qualche dubbio di formazione per il tecnico Pippo Inzaghi. Eccoci, buonasera, benvenute e benvenuti. E dunque a Catania picchia la moglie, ma la violenza viene ripresa dal sistema di videosorveglianza del suo negozio. La donna, ancora grave, riesce a chiamare la polizia, ma lui prima di la interrompe, poi invita gli agenti e dice venite a prendermi. Convalidato dal giudice per le indagini preliminari il suo arresto. Roberta Lunghi. Una telefonata alla centrale operativa della questura di Catania, dall'altra parte una donna in preda all'ansia e alla paura. Singhiozzava e piangeva e da poche parole si comprende che era vittima di violenza da parte del compagno in un momento rubato alla momentanea assenza dell'uomo nella sua attività commerciale, in quel momento chiusa al pubblico. Lui strappa il telefono alla donna, interrompe la chiamata, ma gli agenti ricompongono quel numero e a rispondere è lui, l'uomo, che in una frase netta sancisce il suo stato, sugno marito, dice mi putiti venire ad arrestare. Impietoso però ha continuato a colpire la donna a calci proprio dove aveva subito un intervento chirurgico e tutto è stato immortalato dalle telecamere che lui stesso aveva installato nel negozio. In un impeto poi chiude a chiave la porta del negozio, va via incurante della moglie 31enne riversa per terra priva di sensi. In un momento di forza ritrovata la donna riesce ad aprire la porta alla polizia con un secondo mazzo di chiavi. Gli agenti si trovano davanti a una maschera di sangue, i segni della violenza ovunque. La signora è stata portata in ospedale dove i medici hanno diagnosticato frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico. Per lei l'obbligo di 45 giorni di riposo assoluto, mentre non è stata ancora sciolta la prognosi per l'evoluzione del quadro clinico compromesso. L'importanza, in questo caso, della chiamata di soccorso da parte della donna ha permesso un intervento immediato che ha consentito il soccorso ovviamente della persona ferita e successivamente le immediate indagini. L'uomo trovato a casa della madre mentre tentava di nascondersi sotto il letto è stato portato in carcere. Il GIP ha convalidato l'arresto. Dalle testimonianze raccolte è emerso che i due avrebbero litigato spesso e che il 34enne in altre occasioni avrebbe aggredito la moglie, la quale poi, per paura, non aveva mai denunciato. C'è una svolta clamorosa nelle indagini per l'omicidio di Piersanti Mattarella avvenuto 45 anni fa a Palermo, perché scattano gli arresti domiciliari per l'ex prefetto Filippo Piritore. La direzione investigativa antimafia ha notificato il provvedimento della Procura di Palermo che lo accusa di aver depistato le indagini. Sentiamo Maglio Viola. Un funzionario della squadra mobile di Palermo, poi divenuto prefetto, avrebbe fatto sparire dal luogo dell'omicidio di Piersanti Mattarella il 6 gennaio 1980 un guanto marrone, una prova essenziale per risalire agli assassini del presidente della regione. Con questa accusa la DIA di Palermo, la direzione investigativa antimafia, ha notificato questa mattina un provvedimento di arresti domiciliari all'ex prefetto Filippo Piritore, funzionario della mobile al tempo del delitto Mattarella. Secondo l'accusa, Piritore, che era il funzionario incaricato di custodire la prova trovata
entrata nella Fiat 127 del presidente della regione subito dopo il delitto, non avrebbe rispettato il protocollo e avrebbe fatto andare su e giù per gli uffici quel guanto fino a farlo sparire. L'indagine per depistaggio apre di fatto uno spiraglio nuovo nell'inchiesta sul delitto Mattarella. Per quell'omicidio dell'ex presidente della regione sono già stati condannati con sentenza definitiva i componenti della commissione provinciale di Cosa Nostra dell'epoca, ovvero Totò Riina, Michele Greco e Francesco Madonia. Al sopralluogo durante il quale l'indumento venne trovato c'era sicuramente Piritore. La sua presenza risulta da una fotografia scattata dalla scientifica che lo ritrae sul luogo in cui gli assassini abbandonarono la Fiat, ma lui stesso lo ammette, raccontando però una storia ritenuta inverosimile dagli inquirenti. Il nuovo collaboratore di giustizia catanese Cerbo parla dell'alleanza tra mafia, 'ndrangheta e camorra a Milano, ma anche dei presunti rapporti che l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona avrebbe avuto con un esponente mafioso. Sentiamo Orazio Longo. Gaetano Cantarella, storico affiliato del clan Mazzei e incaricato di gestire gli affari a Milano prima di essere vittima di Lupara Bianca nel 2020, avrebbe avuto rapporti con Fabrizio Corona. A parlare un pentito, il 43enne William Alfonso Cerbo, detto Scarface, nuovo collaboratore di giustizia nel maxi procedimento Idra della DDA di Milano sulla alleanza tra mafia in Lombardia. Tutto dovrà essere appurato e verificato. Se confermate, le dichiarazioni rese da Cerbo svelerebbero di come l'ex fotografo dei VIP in più occasioni si sarebbe rivolto a Cantarella quando aveva problemi su Milano, come in un caso in cui, secondo la ricostruzione di Cerbo, gli chiese un recupero credito di 70.000 euro da fare a Palermo. Nel primo verbale del 22 settembre il neopentito conferma la sua volontà di intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia e ammette la sua partecipazione al reato associativo, ossia alla presunta alleanza tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra, depositata una memoria di 27 pagine con tutti i passaggi del suo percorso criminale, confermando anche i reati di truffa e bancarotta che avrebbe commesso per agevolare il clan. Nei testi, in grossa parte coperti da omissis, Cerbo ricostruisce la nascita di quell'alleanza tra gruppi mafiosi scattata nel 2019 ed elenca i 9 punti sui quali è disposto a collaborare. Al quarto si legge dei suoi rapporti con Cantarella legati al mondo delle discoteche in virtù dei legami tra questi e Corona. La memoria parte dall'anno 2010. In uno dei ricordi targati 2011 avrebbe raccontato di quando Cantarella fece venire Corona e Cecilia Rodriguez alla discoteca Bo di Catania. Ora toccherà agli inquirenti a valorare o meno le dichiarazioni. Ancora spari nella notte a Catania, colpi d'arma da fuoco contro una trattoria nel quartiere Antico Corso, e sempre nella notte anche spari in via Stazzone. Sono in corso le indagini che non escludono la pista intimidatoria. Sentiamo Eva Spampinato. Portoni di case e saracinesche di ristoranti usati per fare il tiro a bersaglio, l'ombra della notte usata come complice di un'azione veloce e immediata, il rumore degli spari che rompe il silenzio. È successo la scorsa notte a Catania in 2 punti diversi della città. Qui siamo in via Stazzone, alle spalle del viale Mario Rapisardi. Lo vedete, la porta a vetri è stata presa in pieno da 4 colpi, uno. Questo è il quarto, il secondo e poi lì in alto. Spari che ricordano che la città è tornata a fare i conti con un clima di intimidazione e violenza. E non è la prima volta che qui gli abitanti del quartiere vengono svegliati in piena notte dagli spari. Sì, ho sentito dei botti. Pensavo che fosse qualcuno che bussasse a una porta, e invece ho trovato questi buchi. Già è la seconda volta che succede, un mesetto fa, non ricordo. Cosa pensate? Movimenti sicuramente strani. Poco più distante, in via Lago di Nicito, all'angolo con via Plebiscito, 6 colpi d'arma da fuoco hanno raggiunto una trattoria. I proiettili hanno centrato la saracinesca del locale, chiuso al momento dell'agguato. Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica, che hanno repertato diversi bossoli. L'episodio riaccende la tensione in città. Solo pochi mesi fa, a luglio, lo stesso ristoratore era stato vittima di un incendio doloso. In quell'occasione un furgone di sua proprietà era andato completamente distrutto. Restiamo a Catania, dove la polizia ha denunciato un 41enne originario del Senegal per danneggiamento di 7 auto parcheggiate in via Archimede. Ripreso in questo video che state vedendo di qualche giorno fa, mentre compie atti vandalici contro le auto in sosta, distruggendo il parabrezza e i tergicristalli.
Adesso a Gela, aggredito nel suo ufficio parrocchiale, colpito con un coltello, poi l'arresto lampo dell'aggressore, appunto è venuto a Gela. I carabinieri hanno fermato un giovane pregiudicato ritenuto responsabile del ferimento di Don Nunzio Samà, parroco della chiesa del Carmine. Il sacerdote è stato operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. GR Italia. Arresto lampo per Francesco Acia, 26 anni, pregiudicato, accusato di aver accoltellato il parroco Don Nunzio Samà all'interno della chiesa della Beata Vergine del Carmelo, nel centro storico di Gela. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Acia è entrato in chiesa chiedendo di parlare con il parroco. Una volta nell'ufficio parrocchiale, per ragioni ancora da chiarire, è estratto un coltello da cucina e colpito Don Nunzio all'addome. Nonostante la ferita, il sacerdote è riuscito a fuggire da una porta laterale e a chiedere aiuto. I fedeli hanno subito dato l'allarme e il parroco è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vittorio Emanuele e operato nella notte. Le condizioni sono stabili, ma le prossime ore restano delicate. Questo giovane che ha un problema, diciamo, mentale, ecco, ha un disturbo della personalità, e questo poteva accadere a chiunque, quindi non è che lui è partito per Don Nunzio, poteva essere io, poteva essere un altro prete, poteva essere chiunque per strada, voglio dire, una persona che ha un disagio mentale. Questo, ecco, ci fa riflettere come questi ragazzi, queste persone hanno bisogno di più di essere curate e attenzionate da parte anche delle istituzioni. L'arresto di Acia è scattato poche ore dopo. Le telecamere di sorveglianza e alcune testimonianze hanno permesso ai carabinieri di localizzare la sua abitazione. Durante la perquisizione è stato trovato un coltello compatibile con quello usato nell'aggressione. Il giovane è stato condotto in carcere con l'accusa di lesioni personali aggravate. Secondo gli investigatori il gesto potrebbe essere legato a disturbi psichici e ossessioni religiose, ma resta l'allarme per la sicurezza e il disagio sociale che sta vivendo la città. Don Nunzio intanto è stato sommerso dalla solidarietà e dalla vicinanza dei fedeli e delle istituzioni locali, che hanno espresso in maniera unanime parole di condanna per quanto accaduto. Adesso a Palermo, dove è stata condannata l'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello a risarcire una donna di 73 anni con oltre 50.000 euro per essersi rotta un femore cadendo per un gradino di marmo reso scivoloso dalla pioggia all'interno dell'ospedale. La donna era andata a Villa Sofia per fare un prelievo di sangue in vista di un'operazione agli occhi. A testimoniare la pericolosità del gradino anche i parenti della donna, che hanno messo in evidenza come non vi fosse un passamano né strisce antiscivolo. Ci occupiamo ancora la nostra seconda puntata sul mistero che circonda i bronzi di Riace. Si moltiplicano infatti i testimoni che concordano sull'ipotesi che siano stati ripescati al largo di Augusta. Nella puntata di oggi vi proponiamo il racconto di chi, seppur bambino, vide per l'ultima volta le statue in Sicilia. Sentiamo Lorena Dolci. Questa è una zona piena di relitti. Pianissima, ci sono navi greche, navi romane, galeoni spagnoli, aerei da guerra. Ma il più ambito fra i relitti in fondo al mare di Brucoli è una nave con il suo prezioso carico, un bottino di guerra in viaggio da Siracusa a Roma. Ormai numerosi testimoni raccontano di statue in bronzo ripescate nel 68, nascoste e spostate più volte, quindi un nuovo recupero e l'ultimo viaggio. Nell'estate del 71 Mimmo Bertoni è un bambino di 10 anni, ma ricorda bene quel giorno quando una barca approdò di fronte al Trotilon, il ristorante gestito dal padre. Notavo delle forme un po' strane, a dire la verità mi sembravano persone morte, la prima cosa. Però poi ho visto che c'era questa statua, che ho capito dopo che era il bronzo, che non era coperta con le coperte come le altre, aveva una rete. Hanno preso questa statua, hanno tolto la rete e l'hanno messa all'impiedi. Quindi io vedevo questa statua con la lancia e lo scudo e gli hanno fatto le foto della coda, che è quello che escono di sotto, che poi dopo 10 minuti si riscaldano. E una di queste gliel'hanno dato a mio padre. Quella foto, che sarebbe una prova formidabile dell'origine siciliana dei bronzi, rimane per qualche tempo in bella mostra sui muri del ristorante, per sparire il giorno che al mondo fu annunciato il ritrovamento dei bronzi al largo di Riace. Chi portò quei capolavori dell'arte greca in Calabria? L'indomani è arrivata una barca più grande, li hanno caricati e li hanno messi nella barca, si sono attaccati l'altra barca dietro e se ne sono andati proprio in direzione Catania. Ma quante statue ha visto lei? Allora, fino a 3 le ho contate, però sotto le coperte c'erano anche forme di leoni. Dove è finito il terzo bronzo insieme agli elmi e alle armi? E chi ordinò ed eseguì questa operazione di archeomafia?
Fermiamo una breve pausa, poi ci occuperemo dei dati del turismo crocieristico sempre più in aumento, soprattutto in Sicilia. La Sicilia e il fronte orientale in particolare tra i valori più in crescita del turismo crocieristico. Se ne è parlato alla 12ª edizione dell'Italian Cruise Day a Catania. Orazio Longo. L'intento è quello di dare a Catania la giusta dignità come porto nel panorama nazionale e internazionale. A dirlo è Francesco Di Sarcina, presidente dell'autorità di sistema portuale mare di Sicilia orientale, in apertura della 12ª edizione di Italian Cruise Day. Stiamo puntando moltissimo nel fare le infrastrutture, quello è scontato, nell'organizzarle bene e nel promuoverle bene. Per promuoverle bene bisogna chiamare il cluster crocieristico qui a parlare di Catania. 210.000 i passeggeri contati quest'anno, con una stima di 300.000 per l'anno prossimo nel porto di Catania, ma l'obiettivo è guardare a un sistema che funzioni. Su base network Sicilia orientale noi oggi ci attestiamo attorno a 300.000 passeggeri, ma tra un paio di anni arriveremo a 500.000 di passeggeri, queste sono le nostre stime. Sono numeri bassi ancora, attenzione, nonostante la crescita, lo sappiamo, ma noi ci stiamo attrezzando per fare numeri diversi. Il turismo, come sappiamo tutti, è un indotto fondamentale non soltanto per le navi, quindi per le cruise che arrivano qua, per il porto che le riceve, ma anche per tutto il retroterra che deve predisporsi e deve implementare la loro capacità recettiva proprio in tale logica. Secondo i ricercatori di Risposte Turismo, il 2026 prevede numeri record di traffico per quanto riguarda la Sicilia nei porti di Palermo, Messina e Catania, oltre 1 miliardo di euro di investimenti a livello nazionale pianificati nel triennio 26-28. Nel Mediterraneo stiamo spingendo e puntando su destinazioni come Taranto, stiamo progettando un progetto là e poi anche gestiamo porti importanti come Cagliari e Catania. 2 studenti siciliani fra i 25 alfieri del lavoro insigniti oggi al Quirinale della onorificenza. Ecco chi sono Giorgio e Filippo. Lorena Dolci. Alfiere del lavoro Filippo Nicotra. Emozionati, impettiti nella giacca del completo, eccoli i 2 alfieri del lavoro siciliani, Giorgio e Filippo, che ricevono al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella, siciliano anche lui, il massimo riconoscimento per la carriera scolastica. Eccellenze dell'isola tra i 25 migliori studenti prescelti. Alfiere del lavoro Giorgio Basilotta. Filippo Nicotra di Piazza Armerina e Giorgio Basilotta di Giarra nel Catanese, entrambi 19enni, freschi di maturità scientifica, sono stati scelti tra quasi 4.000 segnalazioni. Ma non chiamateli secchioni, anche se con il loro curriculum impeccabile sono gli studenti modello di ogni insegnante. Basilotta è nato a Giarra e tutti 10 in pagelle e diploma con 100 e lode. Si appresta a entrare a medicina all'Università di Pavia. Sono solo uno che ha fame di capire, conoscenza e potere è il suo motto. Divide lo studio con la passione per la musica e la tecnologia. Massimo dei voti anche per Filippo Nicotra, appassionato di storia e già iscritto alla facoltà di giurisprudenza Core di Enna. Il suo desiderio? Proseguire la carriera accademica. Una breve pausa, poi la pagina dello sport con il calcio e gli impegni che attendono Catania e Palermo. Eccoci al calcio, conclusa la prima parte dell'iter per l'acquisizione all'asta di Torre del Grifo. Il Catania adesso è proiettato alla seconda supersfida d'alta classifica consecutiva. Al Massimino arriva il Benevento, che proprio domenica scorsa ha affiancato la Salernitana in testa alla classifica. Sentiamo Francesco Triolo. Messo da parte almeno per il momento il capitolo Torre del Grifo, il Catania adesso è chiamato a concentrarsi sul campo, che tradotto significa Benevento. Un'altra grande partita, un altro scontro diretto dopo quello vinto domenica scorsa contro la Salernitana. Forse ancora più insidioso perché la squadra sannita arriva già consapevole di cosa l'aspetterà al Massimino, uno stadio che si preannuncia tutto esaurito con la presenza anche della tifoseria ospite. Toscano in settimana da un lato ha dovuto smorzare un po' di eccessivo entusiasmo, dall'altro ha alimentato la fiducia. Gli unici 2 giocatori che mancheranno saranno gli infortunati Martic e Raimo. Gli altri durante gli allenamenti hanno dato vita ad una sana competizione per una maglia da titolare.
Il dubbio maggiore per il tecnico Mimmo Toscano in vista della sfida di domenica resta su chi affiancherà Di Tacchio a centrocampo. Una maglia se la contendono Corbari, Aloi e Quaini, mentre Cicerelli e Lunetta dovrebbero supportare Forte in avanti. Squadra che vince non si cambia, dovrebbe essere così, ma in base anche all'avversario occorre adottare quegli accorgimenti tattici che proprio Toscano sta studiando per proporre magari qualche mossa a sorpresa che mette in difficoltà un vecchio lupo del campionato come Gaetano Auteri. Vigilia di campionato per il Palermo che domani al Ceravolo affronterà il Catanzaro. Qualche dubbio di formazione per il tecnico Pippo Inzaghi. Marco Gullà. Brunori sì o Brunori no? Il Palermo si avvicina alla sfida contro il Catanzaro con il solito rebus per Inzaghi sulla tre quarti. Brunori o Leduaron? Finora, lontano dal Barbera, il tecnico rosanero ha sempre preferito il francese. Domani però alle 19:30 contro i calabresi Inzaghi potrebbe nuovamente dare fiducia a Brunori, apparso comunque opaco nelle ultime apparizioni. Dopo il Catanzaro il Palermo affronterà un doppio turno casalingo contro Monza e Pescara. È probabile quindi che Inzaghi gestisca i due giocatori con il bilancino nel corso delle partite. Il Palermo domani a Catanzaro deve necessariamente fare risultato per non allontanarsi troppo dal Modena capolista che stasera giocherà in casa contro l'Empoli. In trasferta i siciliani hanno un rendimento quasi perfetto, 7 punti in 3 partite. Occorreranno i gol di Poyampalo che sarà supportato anche da Palumbo. Sulle corsie esterne non dovrebbero esserci sorprese. Diachitea gira a destra mentre Augello presidierà la fascia sinistra. In mezzo al campo Segre, reduce dal gol segnato contro il Modena, è destinato alla conferma, così come Ranocchia. In difesa Pierozzi dovrebbe essere confermato nel ruolo di braccetto destro con Peda al centro e Ceccarone schierato sul centro-sinistra. Il Catanzaro nelle ultime 5 partite ha collezionato 3 punti, un momento nero per la formazione calabrese. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.